Non solo i dazi di Trump, ma anche quelli interni al nostro paese, come la pubblica amministrazione, in particolare del Sud, che l'anno scorso non ha pagato 200 milioni alle imprese del Friuli Venezia Giulia. A livello nazionale, la nostra pubblica amministrazione l'anno scorso ha ricevuto dai propri fornitori privati 198 miliardi di euro di richieste di pagamento, di cui sono state liquidate solo 189,85 miliardi. Nelle transazioni commerciali tra pubblico e privati, questi ultimi non hanno incassato quindi 8,15 miliardi. Di questo ammanco 200 milioni circa di euro sarebbero dovuti finire nelle casse delle imprese del Friuli Venezia Giulia, in particolare quelle che lavorano per committenti pubblici del Mezzogiorno. La conferma giunge anche dalla lettura delle statistiche che periodicamente pubblica l'Eurostat. Negli ultimi dati presentati ad aprile di quest'anno, l'Italia continua a essere maglia nera in Europa. Lo stock complessivo dei debiti commerciali di parte corrente è pari a 58,7 miliardi di euro. Per risolvere questa annosa questione, secondo la CGIA di Mestre, bisognerebbe prevedere per legge la compensazione secca, diretta e universale tra i crediti certi liquidi ed esigibili maturati da un'impresa nei confronti delle pubbliche amministrazioni e i debiti fiscali e contributivi che la stessa deve onorare all'erario. Premesso che la macchina pubblica del Friuli Venezia Giulia è tra le più virtuose d'Italia, per cancellare i debiti commerciali e ridurre i tempi di pagamento dell'amministrazione statale, bisogna prevedere per legge la compensazione secca, diretta e universale tra i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati da un'impresa nei confronti dello Stato e delle sue articolazioni periferiche e i debiti fiscali e contributivi che la stessa deve onorare all'erario. Grazie a questo automatismo risolveremo un problema che continua a minare la tenuta finanziaria di moltissime piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia che lavorano per committenti pubblici, in particolare del Mezzogiorno.